Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti, 26esima edizione della festa del volontariato qui a Valdobbiadene e abbiamo il piacere di avere i nostri microfoni la neo-assessore Ilaria Girotto, assessore Grazie. alla cultura e alle associazioni. Esattamente, Buongiorno cultura, assessore. istruzione, politiche sociali, quindi Buongiorno assessore, è un piacere averla qui con noi. Grazie. Ci racconta un attimino cosa è successo, cosa sta succedendo e cosa succederà in questa 26esima edizione. 26esima edizione, siamo stati fortunati anche quest'anno, bel tempo, abbiamo più di una cinquantina di associazioni che operano un po' in tutto il settore del comune di Valdobbiadene e anche limitrofi, e un'ottima adesione a livello di presenze. Abbiamo la partecipazione anche delle ditte che hanno partecipato alla sponsorizzazione del doblò per i progetti sociali e un sacco di attività questa mattina ma anche nel pomeriggio per quanto riguarda l'animazione per le famiglie, l'animazione per i più grandi, per i più piccoli, ci saranno delle esibizioni sul palco, le fate in festa, la cooperativa sociale Chiricu, la cooperativa qui dell'Orchidea, la consulta dei giovani che organizzano attività per tutti quest'oggi. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want. Diciamo, il volontariato, la festa di oggi apre ottobre-novembre tutta una serie di appuntamenti che saranno dedicati con vari tipi di attività in auditorium, in villa, di conferenze, sempre per quanto riguarda il sociale. Gli Amici del Cuore già oggi hanno fatto una prima attività per quanto riguarda il controllo di colesterolo, glicemia e pressione gratuitamente per la popolazione. Faranno poi dei incontri sempre sulla salute aperti a tutta la popolazione. Avremo degli incontri del Melograno, delle associazioni per quanto riguarda per esempio il primo soccorso pediatrico, avremo delle riunioni dagli istituti San Gregorio, mostra di quadri fatti dagli ospiti e sensibilizzazione sulle politiche sociali, e alla fine di questa settimana un incontro organizzato dal Take Your Time con Oscar De Pellegrin e Federico Colbertaldo per lo sport e l'inclusione. In number, fueled by them to see the horizon. Assessore, è stata bravissima a riassumerci tutte queste iniziative, naturalmente il sito comunale è sempre aggiornato, quindi potete andare a visitarlo. Assessore, a noi non resta altro che salutarla e ringraziarla per l'impegno che sta promuovendo in questo evento e per il tempo che ci ha dedicato e le auguriamo una buona giornata. E buona festa del volontariato a tutti.